La Casa Comune delle Associazioni Trevigiane prova a gettare le proprie fondamenta, con un piccolo imprevisto politico. Alla prima riunione, indetta dall'amministrazione comunale, si è presentato anche un rappresentante di Friderri, associazione culturale ritenuta però molto vicina all'estrema destra, creando non pochi imbarazzi negli altri convenuti, tanto che la delegazione di ZTL decide di non sedersi nemmeno al tavolo. Per ora nessun risultato operativo dall'incontro. La discussione si è incentrata su un documento preliminare in cui tutti i gruppi coinvolti nel progetto dichiarino di riconoscersi in alcuni valori condivisi. Allora, abbiamo già messo nero su bianco alcuni valori che sono venuti fuori oggi in brainstorming. Sono il principio della Costituzione, quindi di tutti i valori presenti nella Costituzione, che sono appunto la pari dignità delle persone, quindi la lotta all'omofobia, l'antirazzismo, l'antifascismo, ma non solo, anche il valore della legalità, il valore del rispetto di ogni singolo e il valore della partecipazione delle associazioni all'interno anche dell'amministrazione. Sotto la supervisione del sindaco Giovanni Manildo e dell'assessore Anna Caterina Cabino, oltre a Pelloni e all'esponente di Friderri hanno partecipato i consiglieri comunali Said Caibi e Simone Battig, tra i promotori quest'ultimo della Fondazione Spazio Aperto, e inoltre i rappresentanti della rete degli studenti e del Cineforum Labirinto. Nella seduta successiva, convocata per lunedì prossimo, dovrebbe essere completata la stesura della Carta Costituente, dopodiché si passerà a raccogliere le adesioni concrete delle associazioni e a valutare gli immobili disponibili, di cui il Comune sta aggiornando l'elenco. La Giunta ha promesso che sta individuando ancora, a quanto pare la situazione precedente a giugno 2013 era un po' confusa e quindi adesso si sta prendendo in mano la situazione in modo anche un po' più serio, si sta mettendo a livello informatico, si sta affrontando la questione per individuarli seriamente, che non sia una soluzione provvisoria, ma se si vuole dare una prospettiva di lungo termine al progetto è necessario che sia una soluzione concreta, insomma, quindi anche lo spazio da individuare deve essere serio, insomma. Gli attivisti del collettivo ZTL intanto ribadiscono la volontà di portare a compimento il Festival Gram all'interno dello stabile occupato all'ex Telecom. Allora innanzitutto che noi l'avevamo detto fin dall'inizio che comunque noi fino a domenica, cioè fino alla fine del Gram Festival, saremo rimasti dentro lo spazio e lo rivendichiamo con forza anche adesso. Noi siamo comunque fiduciosi e rilanciamo la palla all'amministrazione comunale rispetto al fatto di aprire comunque un tavolo di ragionamento, di trattativa, chiamiamolo come vogliamo, che arrivi poi all'assegnazione di uno spazio. Ovviamente noi quello che chiediamo però sono anche cose concrete, proposte vere, vogliamo vedere posti che ci sono e che sono sfitti, vogliamo che ci siano proposte positive da questo punto di vista. Noi comunque un primo passo importante che c'era stato chiesto, che era il produrre e consegnare un progetto, un ipotetico progetto, una bozza di progetto per avere l'assegnazione dello spazio l'abbiamo fatto e quindi noi comunque la nostra parte crediamo averla fatta.